da quest'anno alziamo ulteriormente la qualità dei servizi turistici offerti ai nostri appunto turisti che salgono a Gallio sull'altopiano con altri due importanti eventi. Avremo il 13 di luglio qui in Piazza Giardini, nella nuova piazza Mogol con il cantante che di fatto ha ereditato la voce di Battisti, e poi l'8 di agosto al Parco del Garten avremo poco di meno che i Nomadi, e quindi due grandi eventi che faranno parlare di Gallio a livello anche nazionale. Il sindaco di Gallio Emanuele Munari presenta orgoglioso il cartellone degli eventi dell'estate 2024, un programma che vede due grandi appuntamenti. Il 13 luglio arriverà Mogol, che si racconterà ripercorrendo le tappe della sua entusiasmante carriera tra musica, aneddoti e poesia. L'8 agosto Gallio accoglierà i Nomadi. La band ha festeggiato lo scorso anno i 60 anni di fondazione, 360 canzoni incise, tanti grandi successi che il gruppo di Beppe Carletti porterà al pubblico dell'altopiano. Abbiamo avuto la fortuna nel nostro viaggio di incontrare dei poeti tipo Guccini, e insomma, quindi è molto bello tutto questo, insomma. Abbiamo collaborato con Ligabue, insomma. Giorgio Faletti ci ha dato un testo, insomma delle belle cose, quindi porteremo queste cose qua. Quindi non voglio essere presuntuosi, il banale non lo portiamo. Veniamo abbracciati da un territorio veramente accogliente, dinamico e con gli spazi adeguati. E oltre a Mogol e ai Nomadi, Gallio ha in calendario anche altri eventi. A luglio torna su in Malga con i produttori di formaggio. Ad agosto saranno protagonisti Sogno Veneziano, il comico Alberto Farina, il Festival del Benessere e la rassegna letteraria Montagne di Carta.